E buonasera, bentornati, benvenuti soprattutto, benvenuti perché finalmente voglia di festa ed è il nuovo programma, siamo qua, ormai lo sapete, ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19:45 in poi, quindi buonasera, che bello, mi piace perché c'è profumo d'estate, c'è voglia di divertimento, c'è voglia di manifestazioni, di unione, c'è voglia veramente di ripartire e quindi visto che si parla di ripartenze, questa sera abbiamo l'onore e il piacere di parlare con un sindaco che non a caso non si sono mai fermati, lui e tutto il suo team, tutti non si sono mai fermati e hanno sempre continuato a credere negli eventi, partendo dallo streaming per poi arrivare oggi agli eventi che finalmente si possono ricominciare a fare. E quindi qui mi fermo perché darei proprio il benvenuto a Giovanni Dal Cero. Buonasera sindaco, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera a chi ci sta ascoltando. Voglia di festa tanta. Bello. Finalmente qui abbiamo l'aria del lago di Garda, l'estate e la festa, i turisti, i nostri cittadini, la voglia di socializzare. Non vediamo l'ora. Ma siamo felicissimi. Intanto grazie Giovanni per aver accettato il nostro invito, siamo felicissimi e poi ci piace perché un sindaco con una voglia così, uno sprint così non è da tutti i giorni, quindi grazie, c'è proprio voglia, tanta voglia. Allora oggi parliamo finalmente, ecco, giustamente di Castelnuovo del Garda, comune pazzesco con ovviamente territori, curiosità, forza, unione, cioè quest'estate, e qui è la parola un po' chiave che sta arrivando, ormai ci siamo. Che cosa accadrà di bello e di nuovo a Castelnuovo? Ci siamo. Allora, io ho la fortuna di essere il sindaco di un territorio meraviglioso perché è meraviglioso Castelnuovo del Garda ed è meraviglioso il lago di Garda. Noi siamo associati, quando parli di Castelnuovo del Garda, a Gardaland, e quindi già lì feste, parco divertimenti e quant'altro. Però anche noi come comune abbiamo tantissime idee, tantissima voglia di stare insieme, di socializzare. Questa è la cosa più importante. Dopo un periodo purtroppo dove abbiamo dovuto guardare sempre di più alla salute, a preservare la salute dei nostri cittadini, adesso abbiamo la necessità di uscire di casa, socializzare come abbiamo sempre fatto. Quindi cosa mi dici l'estate? L'estate non vedevamo l'ora che arrivasse. Perché ci stiamo preparando. Già l'anno scorso noi siamo stati uno dei primissimi comuni che è riuscito in sicurezza a far sedere le persone a delle tavolate, organizzare delle ottime cene e a far capire alle persone che era giunto il momento di riuscire in sicurezza per le strade e socializzare. Oggi siamo ancora più carichi, perché l'esperienza dell'anno scorso ci ha fortificato, sappiamo già come fare e non vediamo l'ora di accogliere i nostri cittadini e i turisti da noi. Bravi davvero, bravi, no, nel senso bravi proprio nel vero senso della parola umana, perché organizzare non è mai stato facile, poi oggi ancora di più, ecco, ci siamo già capiti. Oggi è veramente complicato, complicato, devi avere una passione dentro e una voglia di fare incredibile che molte volte ti fa sorpassare gli ostacoli, perché se tu ti fermi agli ostacoli rischi di demoralizzarti, invece tu riesci a sorpassarli grazie alla voglia e alla passione nostra, dell'amministrazione della Proloco, ma anche di tutti i cittadini di Castelnuovo del Garda. Sorpassato l'ostacolo, vedi la gente che arriva e quindi hai capito che questa voglia di festa, come il vostro programma, è proprio una voglia che abbiamo tutti noi. Vedo che voi comunque, ne c'eravamo proprio poco fa, appena abbiamo aperto la puntata di questa sera, voi non vi siete mai fermati, cioè nel senso, chiaramente prima tutte le priorità per quanto riguarda il sociale, le persone, il periodo è stato difficile per il mondo, quindi è normale che è da riconoscere, però voi non avete mai tralasciato il pensiero di dare sempre un qualcosa anche per dare un po' di leggerezza e di spensieratezza a questo momento, come proprio l'anno scorso in primis e poi anche quest'inverno con lo spettacolo in streaming in febbraio, se non erro, che avete fatto, corretto? Correttissimo, noi abbiamo comunque cercato di dare un po' di spensieratezza, come hai detto tu giustamente, perché in un momento in cui un po' cupo c'era anche bisogno di cercare il bello, la musica. Adesso abbiamo un passo in più,
cioè lo stare insieme. Abbiamo iniziato con i nostri giovani, quindi magari riuscendo a riorganizzare dei gruppetti dei nostri giovani dove farli socializzare insieme. Adesso abbiamo la grande sfida è l'estate. L'estate noi ci stiamo preparando perché noi abbiamo 3 lidi sul lago di Garda. Questi 3 lidi, il lido Campanello, il lido Gasparina, il lido Ronchi, stanno attendendo il turismo e i nostri cittadini e sono pronti. Quindi tu puoi immaginare che abbiamo questi spazi in cui possiamo, a me piace sempre parlare di una tela bianca che noi possiamo colorare come vogliamo, e quindi dobbiamo colorarla con i colori giusti, con i colori che vuole la gente. E oggi la gente vuole, e ripeto, in sicurezza, ritrovarsi, ascoltare della buona musica, mangiare qualcosa di buono, magari di tipico anche, perché siamo sul lago di Garda, quindi sponsorizziamo il pesce di lago, sponsorizziamo il nostro vino, il nostro olio, le nostre grappe, ma anche i nostri formaggi e anche il nostro miele. Quindi noi abbiamo dei prodotti tipici che adorano non solo i nostri residenti ma anche i turisti. E quindi la festa, cos'è la festa? La festa è il momento in cui tu anche proprio lo dice la parola, anche il comune si mette quel vestito della festa e mostra le sue particolarità, le sue specificità e quello per cui è apprezzato in tutta Italia, e spero sempre di più da chiunque voglia venire da noi, ecco. È vero, è proprio così. La cosa bella, che come proprio raccontavamo, cioè è il territorio, quindi questa unione, veramente un'unione vera, cioè di persone che hanno voglia di fare sia a livello imprenditoriale ma come accennavamo, ma anche a livello proprio di unione, di amicizia, dello stare insieme. Sono quelle, diciamo, piccole cose che sono le piccole grandi cose che voi state tramandando chiaramente a tutti i vostri cittadini, ed è una cosa bella, vi fa molto onore. Bravi davvero. Quest'estate so che a Castelnuovo ovviamente non vi annoierete e quindi ci saranno parecchie cose in programma, ad esempio qualcosina, se si può accennare, perché poi so che qualcosina, prego sindaco. Sì, allora per noi fare festa è un po' fare festa in generale, quindi fare festa in generale vuol dire anche riuscire ad organizzare eventi anche culturali e anche storici. Ad esempio abbiamo la festa della bandiera a Oliosi, che noi non vediamo l'ora di poter organizzare, dove quest'anno, posso dirvi, inizieremo anche ad avere un museo della bandiera visitabile, quindi un momento storico del nostro risorgimento, un momento di stare insieme di festa unito alla cultura, perché crediamo tantissimo anche al turismo culturale, oltre al turismo enogastronomico, ve l'ho già detto, e vi aggiungo anche il turismo sportivo, perché il turismo sportivo, quindi a Castelnuovo vedrete il ritorno di manifestazioni sportive dove proprio si farà sport, cioè non solo si andrà a vedere la manifestazione, ma proprio chi parteciperà sarà parte attiva, perché questo è fare festa. Fare festa è anche andare in bicicletta tutti insieme, in centinaia di persone. Questo per noi è il concetto. Quindi quello che vi dicevo, questo turismo, quindi queste feste dove c'è anche della cultura, delle feste dove c'è la possibilità di gustare i nostri prodotti enogastronomici e anche di fare dello sport. Quindi questo è e non dimentichiamoci mai la musica, perché Castelnuovo del Garda io lo potrei chiamare anche Castelnuovo della musica, nel senso che abbiamo un teatro, abbiamo un'accademia, abbiamo delle scuole musicali, abbiamo la banda, abbiamo tu accennavi allo streaming che abbiamo fatto a febbraio. Lì noi abbiamo coinvolto le band del nostro paese. Fantastico. E ti assicuro, sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanti ragazzi ci sono che suonano, e per noi la musica è vita, e quindi non vedo l'ora di ascoltare musica tutti insieme, ecco. Noi siamo onorati, cioè, perché nel senso avere chiaramente una persona, poi in questo caso, in questo ruolo ancora di più, che ha voglia in questo modo di vivere la musica, gli eventi e tutto ciò che fa parte anche del sistema di divertimento per il proprio comune, è una cosa pazzesca. Quindi poi se posso aggiungerti un'altra cosa. Allora Castelnuovo del Garda, e in particolare la frazione di Cavalcasselle,
ha un legame che quest'anno è particolare con Dante. Sì. Noi faremo delle manifestazioni anche su Dante, anche perché c'è qualche storico che sostiene che Dante abbia soggiornato a Cavalcaselle e sia andato sul monte sul colle San Lorenzo e da lì abbia descritto Peschiera, Belleforte, Arnese. Quindi noi abbiamo anche questo legame particolare del nostro territorio con Dante, che non dimentichiamo è la ricorrenza di quest'anno, e quindi noi omaggeremo Dante di un ricordo, e anche quella sarà una manifestazione a cui inviteremo tutti i cittadini a partecipare. Bello, allora sicuramente noi ci saremo e siamo curiosi, quindi rimaniamo sicuramente in contatto, ma poi so che voi siete bravissimi perché ci raccontate, ci comunicate sempre tutto, quindi saremo in prima linea a raccontare anche durante tutti i nostri programmi, anche del giorno, del mattino, cosa accadrà a Castelnuovo. Io Giovanni ti ringrazio veramente per essere stato oggi in nostra compagnia, ed è un onore, veramente un piacere, perché finalmente voglia di festa, la voglia di festa è tanta, e a Castelnuovo abbiamo capito che quest'anno ci sarà festa, quindi grazie sindaco, grazie. Grazie a tutti voi. Quando c'è da raccontare del mio territorio e della nostra voglia di fare festa, chiamatemi, che io partecipo molto molto volentieri. Davvero un onore, grazie mille, grazie, alla prossima, davvero un piacere, un onore, insieme chiaramente al sindaco di Castelnuovo del Garda, che ci ha raccontato cose meravigliose, gente che ha voglia di fare, persone che hanno voglia di fare sempre, che ci impegnano, ce la mettono tutta, con tutte le situazioni del caso loro ci sono. Quindi, come avete visto, Castelnuovo c'è, e voi ci sarete a Castelnuovo? Noi ci saremo, fatelo anche voi. Grazie per essere stati con noi. Quindi andiamo avanti, perché adesso andiamo un po' in pubblicità e poi tra un po' insieme a noi Thomas Righetti, assessore alle manifestazioni di Castelnuovo. Mi raccomando, state lì, a tra pochissimo, a tra poco.